Lo padre sonno. La mattina di San Giovanni, Mingo, che non credeva a niente, tanto dello sonno, non s'alzava. La mamma lo chiamava, che l'aspettavano e non mettevano. Lo sole era auto e l'orio arrivato, le spighe facevano lancino, le mierole cantavano con le cardille. Quando Mingo s'alzava era ancora appagliarato e gli a mete, come andavano suonno. L'altre meteture la succhiavano e si pigliavano la pizzicata, perché ogni tanto pareva che con la faucia un danno si tagliava la mano. L'era pigliato lo padre suonno e per 40 giorni e 40 notti dormette sempre, ma faticava e ogni tanto capuzziava. Chi lo vedeva non si poteva mantenere e s'acquagliava di risa. Da quell'anno Mingo, fino a che campavo la mattina di San Giovanni, si buttava subito dallo letto. Il sonno letargico era collegato a San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno. Forse con questa leggenda si voleva indurre i fannulloni e soprattutto i giovani a non poltrire a letto, ma a levarsi presto la mattina, possibilmente all'alba, perché l'estate era ed è tempo di mietitura. Dato che in passato si mieteva a braccia con falcetto e cannigge, 4 tutoli di canna, per la protezione delle dita della mano sinistra che stringeva il mannello, era essenziale lavorare col fresco, prima che il sole, con la sua calura, rendesse questa attività faticosa e insopportabile. Mingo sta per Domenico.